Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, lasciamoci guidare anche oggi nelle ultime novità del giorno dalle stelle di Radio.0. Iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Se non avete abbastanza elementi per dare un giudizio, molto meglio allora per il momento sospenderlo piuttosto che sbagliare clamorosamente. Dimostrate alla vostra metà che avete messo la testa a posto e che non pensate solo al divertimento. Toro, in arrivo piacevoli amicizie sia sui social che nella vita reale. Darete il massimo se ci metterete un pizzico di fantasia creativa e di apertura. Il vento in poppa del trigono lunare con Urano vi sospinge dandovi una mano nei progetti più ambiziosi. Gemelli, accantonate le stravaganze, anche se adesso qualcosa vi intriga, alla lunga potrebbe portarvi fuori strada e poi quanto tempo perdereste inutilmente. La dissonante Luna in Vergine vi martella oggi, ricordandovi ogni istante le vostre responsabilità. Cancro, con Mercurio in casa vostra in questo periodo vi farete più furbi e fuggirete le situazioni dispersive, non ci cavereste un ragno nel buco. Le vostre risorse non sono, ahimè, infinite, meglio concentrarvi nelle ricerche di un solo filone d'oro. Leone, piuttosto che esplorare nuovi territori, per oggi vi accontentate di quelli che già conoscete, magari però facendo più attenzione ai particolari, non tralasciate nulla. Meglio riguardare con cura ciò che avete già scritto, scovando sviste ed errori. Vergine, il trigono della Luna con Urano porta un pizzico di avventura e di romanticismo in dono. Sta a voi se accettarlo o se chiuderlo fuori dalla porta. Se si perde qualcosa, se ne può acquistare una migliore, si spera in cambio, ma occorre buttarsi. Bilancia, bussate a più porte, inviate domande senza rimuginare troppo e impelagarvi nei dettagli. Come dice il proverbio, aiutati che il ciel ti aiuta. In certe occasioni dovrete osare rischiare, senza alcuna paura riceverete ben più di quanto date. Scorpione, la luna vi favorisce apertamente, vi consente di abbandonare la vostra ritrosia e la vostra reticenza alle quali a volte siete troppo attaccati. Lasciatevi andare un po' di più e date fiducia a chi se la merita davvero per ciò che ha fatto in passato per voi. Sagittario, spegnete sul nascere ogni possibile discordia, evitando di ingigantire oltremodo i problemi. Siete sotto il tiro della disarmonia della luna, ricordatelo. Anche se non potete decidere tutto da soli, non fatene un dramma, si può arrivare a un compromesso. Capricorno, non potete fare a meno di pensare positivo grazie alla luna nell'amica Vergine che vi spinge ad andare avanti anche oltre i vostri orizzonti. Ci sono conoscenze da migliorare, altre da rinnovare completamente, non dovete però restare indietro. Acquario, non concentratevi solo sui vostri bisogni e sulle vostre necessità, ma abbiate un occhio di riguardo anche per le persone con cui condividete tempo e spazio. Alcuni timori del tutto infondati non vi permettono di sentirvi del tutto liberi di esprimervi al meglio. E chiudiamo infine con gli amici dei pesci. L'intralcio della luna in sosta nel vostro segno opposto non è il massimo se dovete prendere importanti decisioni che riguardano la coppia. C'è chi vi tira da una parte e chi dall'altra, in questo modo però state sprecando un bel po' di energie, dovreste essere disponibili a concedere qualcosa. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle stelle di Radio.0, le nostre stelle di luglio. Ci risentiamo domani con tutte le ultime novità. Intanto grazie per essere stati con noi, una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0